Buongiorno da Udine, buongiorno a tutti voi, vi vediamo che siete a Udine, e tutti coloro che anche domani andranno a visitare la città tra shopping, divertimento, buon cibo, perché assolutamente non sono da perdere anche le specialità delle osterie e dei rinomati ristoranti udinesi, ma noi vogliamo parlarvi naturalmente di musica. Lo sappiamo, siamo in radio, la musica è la vita, anche la nostra quotidianità, e quindi a Udine domani, in occasione della Notte Bianca, 2 luglio, questo grande appuntamento veramente molto atteso non solo da tutti i commercianti ma anche da tutti coloro che hanno voglia di vivere un po' di divertimento, si parte prestissimo alla mattina. Dall'alba al tramonto infatti ci saranno appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Dal concerto del risveglio, appuntamento alle ore 7, la sveglia suona presto domani con Matteo Bevilacqua e Lorenzo Ritacco. Questo bel concerto in Piazza Libertà, piano plugged. Questi due grandi artisti udinesi andranno proprio ad accompagnare questa vostra mattinata con musiche veramente eccezionali. Un appuntamento organizzato anche dall'assessorato al turismo e grandi eventi, con veramente un bello spettacolo. Ma si arriva fino alla sera, ore 21:30, l'appuntamento con l'energico Francesco Gabbani. Chi non conosce i suoi grandi successi, anche lui si esibirà sul palco davanti al Castello di Udine, quindi anche questo, salendo verso l'Angelo d'Oro, sarà veramente un bellissimo appuntamento. E poi tempo di passeggiate per il centro storico, ma anche di shopping, e noi andiamo ad approfondire, a parlarvene anche insieme all'assessore Maurizio Franz, che è stato ospite ai nostri microfoni e ci ha ricordato anche gli appuntamenti che proseguono per tutta l'estate con Udine Estate, che potete trovare anche sul nostro sito radio.0.it. Ma andiamo a scoprire di più. Sabato 2 luglio, giornata di grandi eventi in città Udine, perché in occasione dei saldi che accompagnano i locali commerciali della città di Udine, quindi una grande occasione di shopping per i tanti turisti che vogliono venire in città, ci sarà il concerto alle 7 di mattina del risveglio, dove 2 giovani artisti friulani si esibiranno in Piazza Libertà e quindi allieteranno e daranno il buongiorno alla cittadinanza dei turisti. E soprattutto ci sarà il gran finale sul Castello di Udine, nel piazzale della Patria del Friuli, perché si esibirà un grandissimo artista come Francesco Gabbani. Quindi vi aspettiamo numerosi a Udine per fare shopping e per godere anche quelle che sono le bellezze artistiche e culturali della nostra città. E quindi che dire, vi aspettiamo a Udine domani 2 luglio con tantissimi appuntamenti. Andate sul nostro sito per scoprire di